Agrigento, nell'ambito della rassegna natalizia Destinazione Agrigento Natale 2022, venerdì prossimo 23 dicembre, nella Basilica di San Domenico, accanto al municipio, si esibiranno in concerto natalizio con la grande novena di Natale i Quartet Folk alle ore 20:30, ad ingresso gratuito. Sul palco saranno Gerlando Barbadoro, insieme a Dario Mantese e ad Antonio Cannella, che ascoltiamo. E dunque venerdì sera alla Basilica di San Domenico, Antonio Cannella. Sì, avremo il piacere, in occasione degli eventi organizzati dal Comune di Agrigento, di proporre il nostro concerto di Natale dal titolo La Grande Novena di Natale. Tra l'altro non ci sarà la Santa Messa, quindi l'ingresso sarà totalmente gratuito e aperto al pubblico già a partire dalle ore 19:30, quando avremo la possibilità di aprire la Basilica e quindi far accedere i partecipanti al concerto. Dario Mantese, quale repertorio proporrete? Ma sono dei canti natalizi di Rosa Balestreri, dai Dioscuri, anche brani nostri inediti. Ricordiamo che saremo affiancati da grandi artisti come Gabriele D'Angelo al contrabbasso, Emanuele Gattuso alla fisarmonica, Gloria Scorsona alla voce, Francesco Porretta al violino e Andrea Vanadia alle percussioni. I Quartet Folk sono stati già coinvolti ampiamente nell'ambito della rassegna Destinazione Agrigento Natale 2022 per animare il Natale in città. Sì, abbiamo avuto, oltre al concerto che ci sarà appunto il giorno 23, anche la possibilità di inaugurare, diciamo così, il Natale agrigentino, quando abbiamo fatto una semplice novena presso la cattedrale di Agrigento, giorno 11 dicembre è stato, quindi abbiamo avuto appunto la possibilità di aprire il Natale agrigentino con la nostra musica. La vostra arte è sempre legata alle tradizioni locali, come recita anche lo stesso titolo del gruppo, il folk, il folklore, gli usi e i costumi. Sì, diciamo che sono più che altro li tramandiamo ai più piccoli, no? Sono tradizioni che purtroppo si perdono. Noi forse siamo, non dico gli unici, però sul campo agrigentino che manteniamo diciamo, queste tradizioni e questi suoni, no? Ancora attivi per passione, perché siamo comunque cresciuti all'interno dei gruppi folcloristici della nostra città, cerchiamo di divulgarli nel migliore dei modi, ecco.